Presidente, ha approvato dal CIPE il nuovo piano economico di Autovie Venete che scongiura aumenti annui del 13% che avrebbero portato al raddoppio addirittura dal 2011 al 2017 e comunque si mette a sicuro anche un'opera strategica. È l'ulteriore passo in avanti per farla quest'opera, che è assolutamente strategica, importante e in termini di sicurezza è oggettivamente una richiesta che ci viene dal territorio. Basterebbe ricordare, ahimè, gli aumenti di traffico e anche i gravi incidenti che ci sono stati negli ultimi mesi. Ovviamente significa aver rivisto il piano economico e finanziario ed aver consentito la realizzazione dell'opera senza puntare soltanto sull'aumento dei pedaggi, che oltre ad essere insostenibile era dal punto di vista sociale anche oggettivamente un problema per il nostro territorio, per i tanti residenti che attraversano appunto il nostro territorio utilizzando la terza corsia. Viceversa, in questo modo il piano economico e finanziario rende l'opera assolutamente credibile e realizzabile, la rende anche bancabile e soprattutto ci permette di andare avanti con la progettazione che abbiamo già impostato, senza gravare sulle tasche dei nostri cittadini, senza gravare eccessivamente e fondandosi sul pedaggio. Anzi, il pedaggio, se aumenterà soltanto nei limiti del tasso di inflazione.